Grazie professore. Io sono veramente emozionata perché entrare in quest'aula per la prima volta dà un senso di smarrimento da un lato e di stupore dall'altro. Tra l'altro mio padre ha studiato all'Università di Padova, quindi per me è veramente un momento importante e un grande onore essere qui invitati da un'università che richiama dal punto di vista non solo culturale ma per me anche affettivo. E vorrei partire proprio dall'università perché l'università, a mio avviso, è il luogo di conoscenza critica di cui noi abbiamo tutti bisogno. Io ho studiato su libri di diritto penale e di procedura penale che mi hanno formata non solo come giudice, ma anche nella mia identità. E questa identità mi ha fatto molto faticare, però. Nel senso che è stata costruita secondo dei paradigmi e dei modelli, ovviamente parliamo di decine di anni fa purtroppo, che mi sono portata dietro spesso anche inconsapevolmente. Quindi il richiamo al fatto che queste aule per tutti noi hanno un ruolo fondamentale perché ci consentono di leggere tra le righe dei codici. Io oggi non parlo dei diritti umani, ma parlo proprio dei codici penali codice penale e di procedura penale che noi quotidianamente applichiamo senza capire che sono il portato necessario perché l'applicazione dei diritti umani diventi operante. E tante volte questi codici sono intrisi di pregiudizi e di stereotipi di cui noi non avvertiamo il limite, perché non sempre ci viene spiegato, non sempre abbiamo una lettura, quelle lenti di genere che sono necessari perché la nostra formazione, quella classica, quella istituzionale, quella che struttura l'identità davvero e che poi portiamo e riportiamo come giudici nelle aule di giustizia, non sempre ci rendiamo conto di quanto sia invece costruita su un apparato valoriale e simbolico che può inquinare il giudizio. E vorrei proprio partire da qua perché quando mi sono chiesta in relazione al titolo della mia relazione, quale sia l'interazione tra le vittime dei reati di violenza maschile e istituzioni, io come istituzione sono la prima chiamata in causa. Perché l'istituzione giudiziaria non sempre risponde come dovrebbe. L'istituzione giudiziaria è una parte enorme del problema della mancata risposta ad un fenomeno criminale e culturale quale quello della violenza contro le donne. Così come l'istituzione giudiziaria è anche una parte della soluzione di questo problema. Quindi siamo protagonisti in negativo, ma siamo protagonisti anche in positivo. Ma se non vediamo la prima parte, non riusciamo a trovare le soluzioni per diventare protagonisti positivi. Per questo il richiamo della professoressa Degani al nostro linguaggio di istituzioni, che spesso è un linguaggio difficile quando siamo autoreferenziali, quando non ci confrontiamo, che spesso non è compreso da molti di voi che sono studenti, studentesse, assistenti sociali, operatrici dei centri antiviolenza. Il processo, se ci pensate, è un luogo simbolico in cui viene rappresentato per la seconda volta, secondo il punto di vista di diversi protagonisti, una realtà che è già accaduta. E il giudice e la giudice dà una forma a tutto questo, ascoltando e guardando punti di vista differenti, ciascuno dei quali può essere inquinato dal pregiudizio e dallo stereotipo. E
E quando una lettura strutturata in questi termini, poi vi farò degli esempi, non sono questioni astratte, stiamo parlando di cose molto concrete, quando attraverso le domande che vengono rivolte alle vittime di violenza, perché non ha reagito alla violenza sessuale, non è scappata, perché o domande del tipo ma lei si prostituisce o lei aveva bevuto o altro, ci fanno credere che siano domande necessarie, ci fanno credere che siano utili a valutare la credibilità della vittima, ci fanno credere che siano utili al ragionamento giuridico. Non è così, non è così. Non ho tempo perché tra l'altro non è questo l'oggetto del mio intervento, però ci tengo a rappresentarvi che queste domande passano nell'aula, vengono formulate, vengono raccolte, si risponde a queste domande e la sentenza si fonda su queste risposte rispetto a domande che non sarebbero formalmente, a mio avviso, ammissibili. E allora possiamo ritenere che queste domande che rispondono a stereotipi e pregiudizi arrivino al punto di correre il rischio per il giudice di inquinare il giudizio finale? Temo di poter dire di sì. I giudici, le giudici, sono una parte della società, appartengono alla società ed è necessario che sia così. Noi non siamo in torri d'avorio che ci riconoscono e ci attribuiscono un'imparzialità, una terzietà automatica. Noi siamo frutto del contesto in cui viviamo, del contesto sociale, culturale e valoriale. Non siamo neutri, perché nessuno di noi è neutro e neutrale. Quindi, se noi apparteniamo ad un contesto sociale, ne respiriamo, a prescindere dal lavoro ovviamente di giudice, chiunque di noi, però quando io amministro in nome del popolo italiano, questo ha un peso. Allora, se io appartengo al popolo italiano e mi rappresento come istituzione che parla in suo nome, se sono vittima del pregiudizio e dello stereotipo, è chiaro che la mia risposta giudiziaria non sarà una risposta depurata, ma riproporrà, e questo è il tema che io vorrei proporre specialmente appunto a chi entra nelle aule come voi, nella qualità di testimoni, vedo anche le forze dell'ordine, appunto gli assistenti sociali, le operatrici dei centri. Ognuno di voi porta la propria dimensione anche valoriale e culturale e anche i pregiudizi e gli stereotipi che appartengono alla nostra cultura. Non parlo della cultura italiana o della cultura meridionale, settentrionale, è una questione culturale planetaria, perché altrimenti non saremmo qua a parlarne, giusto professore? È una questione di diritti umani, anche la pulizia del giudizio. Quindi, cosa accade in un'aula di giustizia? I diversi punti di vista si mescolano e i diversi punti di vista che costituiscono il cosiddetto materiale probatorio su cui opera e lavora il giudice contribuiscono, anzi sono l'essenza della sentenza. La sentenza non la scrive soltanto il giudice, la sentenza la scrivono coloro che entrano nell'aula, tutti, dagli imputati ai testimoni, alle vittime, alle forze dell'ordine, agli assistenti sociali, tutti voi. Se questi soggetti replicano uno stereotipo, nessuno se ne accorge, perché lo stereotipo è inconscio, è una struttura di pensiero e anche culturale. Quindi la domanda, se lei avesse bevuto,
in relazione a una vittima di violenza sessuale, o la domanda ad una madre: ma lei quanto tempo sta fuori quando lavora, chi lascia i suoi figli, o tante domande e risposte che vengono anche per esempio date dalla vittima senza che venga richiesto. Io, dottoressa, non ho denunciato perché. Io dico: signora, io non gliel'ho chiesto, lei ha denunciato. Il perché lei l'abbia fatto a distanza di tempo, prima, dopo, durante, io non gliel'ho chiesto. Sì, ma io glielo devo dire perché io sono una buona madre, io sono una buona moglie, io non volevo. Lo dicono senza che venga richiesto. Perché? Perché ritengono e sanno e hanno ragione che quella giustificazione è riconosciuta in quell'aula. E quella giustificazione le rende credibili, ma quella giustificazione riproduce uno stereotipo che un'istituzione giudiziaria seria non deve accettare, perché colpevolizza la vittima, rivittimizza, come dice giustamente Lella Palladino. E di questo siamo tutti responsabili, ovviamente l'autorità giudiziaria in primis. Allora, il tema non è se le leggi ci sono o non ci sono, le leggi ci sono. Il problema vero, e su questo io richiamo tutti i presenti, le leggi ci sono, ma noi le dobbiamo applicare, camminano sulle nostre gambe, sulle nostre teste, sulla nostra consapevolezza, sulla nostra capacità critica di non entrare con quelle domande in un'aula di giustizia, di non entrare con quelle risposte in un'aula di giustizia, di non entrare con i pregiudizi che ognuno di noi coglie e comprende. Infatti una sentenza scritta sui pregiudizi è una sentenza comprensibile a tutti e veramente è una sentenza compresa dal popolo italiano in nome della quale viene pronunciata, ma una sentenza che si discosta da stereotipi e pregiudizi è una sentenza difficile da scrivere ed è una sentenza difficile da comprendere. Quindi il tema, a mio avviso, è quello della consapevolezza e della responsabilità di ciascuno di noi, nessuno escluso. Quando io partecipavo da più giovane, non da giudice, a convegni sulla violenza nei confronti delle donne, pensavo che fosse una questione che riguardasse altri ed altre. Poverina, meno male, io non mi ci trovo, non mi riguarda. Non è così. Riguarda ciascuno di noi, ciascuno di voi, non solo come istituzioni, ma come cittadini e cittadine. Quando noi abbiamo un'amica che ci rivela certe cose, o quando noi sappiamo di aver subito una molestia e non la denunciamo, o quando noi abbiamo un approccio rispetto all'istituzione in cui c'è qualcuno che ha un ruolo di potere, in istituzione o fuori dalle istituzioni, e ci fa sentire inesistenti, o ci utilizza o ci strumentalizza per il fatto di essere donne rispetto al nostro corpo. Ma quante studentesse sarà capitato? Ben venga la proposta della prorettrice, ben venga. Ma a quante persone che appartengono a qualsiasi contesto lavorativo sarà capitato? Tante, troppe. Però questo appartiene all'ordinario. L'altro giorno ho letto dell'ennesimo femminicidio, a pagina 10 c'era un articoletto piccolo di 15 righe. È la normalità, i diritti umani di cui parlava il professore sono violati nel nostro paese e nel mondo ed è normale. Ed è normale anche per noi che subiamo questo tipo di violazione. Ieri diceva una signora: io ho subito molestie sessuali, non le ho mai denunciate. Io ho subito 7 furti della bicicletta e le ho denunciati. Noi valiamo meno di una bicicletta? Ma quante di noi non hanno denunciato? Io sono la prima.
Quando ero ragazzina, avevo 15 anni, questo lo dico sempre quando vado nelle scuole, sono stata vittima di molestie sessuali in autobus tante volte. Se chiedo a ciascuna di voi, quante di voi mi diranno sono stata molestata sessualmente, che sia in discoteca, che sia in un'aula, che sia in un autobus, che sia dove sia, nessuna di noi probabilmente ha denunciato. Però il furto del portafoglio, quello sì, certo, si denuncia. Allora, appartiene o no a ciascuno di noi tutto questo? Credo di dover chiudere. Chiuderei con gli assistenti sociali, che hanno un ruolo fondamentale, e poi davvero concludo invece con i centri antiviolenza. Allora, gli assistenti sociali entrano nelle case, che sono il santuario impenetrabile in cui accade tutto, in cui quel 93% di vittime di violenza che non denuncia continuano a tacere, perché quelle mura chiudono e impongono il silenzio. Gli assistenti sociali hanno un ruolo fondamentale, essenziale, perché sono loro che entrano in una famiglia e con le loro parole possono replicare la violenza come possono fermarla. Sono loro che hanno in mano un potere straordinario, anche dal punto di vista simbolico. È lo Stato che entra in un luogo in cui nessuno può entrare. Io ci posso entrare soltanto con un decreto di sequestro, di perquisizione. Gli avvocati proprio non ci possono mettere piede, i centri antiviolenza idem, figuriamoci l'università, nessuno entra nelle case, solo voi. Mi rivolgo a voi perché so, il professore appunto mi diceva che siete tanti. Allora, che ruolo avete? Voi potete dare un significato alle parole di chi non ha voce e di chi non ha parola. Però, se voi smarrite il senso di questo straordinario potere, di questa straordinaria ricchezza che potete consegnare al nostro Paese, voi avete fatto perdere il nostro Paese. Avete una grandissima responsabilità. Troppe volte non si crede nelle istituzioni, troppe volte anche a ragion veduta, troppe volte si teme di non essere credute, troppe volte si replica attraverso proprio nelle aule di giustizia, attraverso assistenti sociali che non hanno capito e che hanno perpetuato quel modello normativo e fisso di famiglia che non si sa chi gli ha instillato nella testa e nella cultura, rientrano in quell'aula e ti dicono: questa madre è un'incapace perché prende gli antidepressivi. Ma qualcuno a questa madre gliel'ha chiesto perché prende gli antidepressivi? E c'è una colpevolizzazione, vi assicuro, che di fronte a giudici che non hanno gli strumenti conoscitivi di questo tipo di fenomeni o non hanno la forza, perché spesso, ripeto, lo stereotipo entra e non te ne accorgi, tante volte questo è il sostegno per sentenze di separazione o sentenze di condanna in cui lo Stato perpetua quel meccanismo di violenza, perché crede a quelle 3 righe, senza filtro e fermandosi ad un verbale scritto con i pochi mezzi che gli assistenti sociali hanno, ovviamente, e quindi utilizza quella prova come prova regina, che ci abbiamo davanti una donna incapace, inadeguata, inadatta, non credibile. Che responsabilità, tutti noi. Quindi voglio concludere. Se il processo è il luogo in cui la complicità del pregiudizio rende tutto leggibile, io vorrei invitare tutti noi, a partire da me, ad aiutarci
per rendere la giustizia che amministriamo in nome del popolo italiano una giustizia che sia destrutturata rispetto agli stereotipi che quotidianamente inquinano il nostro pensiero, e rivendico la straordinaria capacità da questo punto di vista dell'università italiana di poterci dare a tutti noi gli strumenti perché tutto questo possa camminare sulle nostre gambe, sulle nostre menti, aprirle, e perché quindi le nostre sentenze in nome del vostro nome possano essere veramente sentenze capaci di mostrare un altro paese, un'altra cultura e un'altra capacità e forza di consapevolezza. Grazie.